I dati sulla diffusione del Covid tra i soggetti vaccinati della Regione confermano l'efficacia dell'immunizzazione. Solo 51 su 607.000 sono finiti in ospedale. Riccardi, numeri inequivocabili. Mondo della cultura in lutto per la morte a 51 anni di Claudia Grimaz, attrice e cantante friulana da tempo malata. Era insegnante di canto al Percotto di Udine, molto nota in ambito sociale e culturale. A Sappada, strutture ricettive sold out fino a settembre. Ristoratori, albergatori e commercianti sorridono e già si guarda all'inverno. L'assessore allo sport con il Green Pass, garanzia di apertura degli impianti. Un tappo di sughero con il marchio della manifestazione L'Angelo simbolo di Udine, l'immagine che accompagnerà Friuli Doc 2021, presentato a un mese dall'inizio della Kermesse. Dopo la breve parentesi dei 1000 spettatori ammessi di un anno fa, da stasera lo Stadio Friuli riapre ai tifosi bianconeri e la UC chiede una revisione dei prezzi per la gara contro la Juventus. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. In Friuli Venezia Giulia delle oltre 607.000 persone che si sono vaccinate da almeno 2 settimane, solo 712 hanno contratto il Covid, di queste 51 sono finite in ospedale. Quanto emerge dai dati aggiornati relativi all'efficacia dei vaccini. Dati che abbiamo commentato con il vicepresidente della Regione Riccardi, che ci ha anche dato un dato relativo invece ai recenti contagi. Numeri lampanti che dimostrano l'importanza del vaccino per ricominciare a vivere in sicurezza. Lo ha detto il vice governatore Riccardi relativamente ai dati aggiornati sulla diffusione del Covid tra i soggetti vaccinati. L'osservatorio riguarda 607.000 persone vaccinate in seconda dose a 14 giorni. Ci dicono che di queste 607.000 persone 712 si sono ricontagiate e 51 hanno avuto domanda ospedaliera, 44 con ricovero e 7 in terapia intensiva. Quindi stiamo parlando complessivamente di un ricontagio dello 0,12%, con un valore legato alla terapia intensiva che è dello 0,001. In tutta Italia intanto aumenta la pressione ospedaliera pur rimanendo sotto i livelli di guardia. Anche noi siamo su quella tendenza, anche se abbiamo ancora dei valori molto bassi. Ovviamente la pandemia presenta caratteristiche sicuramente di contagio ancora presente, ma fortunatamente la pressione ospedaliera in questo momento è bassa. È chiaro che però tutto questo dipenderà anche dal comportamento delle persone, che in particolare in questo periodo sicuramente il contagio è più alto di quello della scorsa estate, però abbiamo il vaccino in più. Riccardi dà anche un dettaglio per quanto riguarda il contagio recente. Vediamo che il contagio abbassa la mediana d'età, quindi i giovani sono molto più colpiti. Abbiamo appena completato una riunione che ci fa vedere anche che i maschi giovani sono più colpiti delle giovani ragazze. Abbiamo lavorato anche sull'altro grande appuntamento che è alle porte, che è l'avvio delle scuole. Dopo una settimana il Friuli Venezia Giulia torna a registrare un decesso per Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati intanto 109 nuovi contagi, 93 rilevati con tamponi molecolari, 16 da test rapidi antigenici. Nel primo caso sono stati sottoposti a tampone molecolare 4.963 individui, la percentuale di positività è dell'1,87%. Nel secondo caso 1,62 la percentuale di positività con i test rapidi, 989 quelli effettuati. Sono 5 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, mentre quelle in cura in altri reparti scendono a 24. Negli ultimi 7 giorni sono state riscontrate 824 infezioni totali, con una media giornaliera di 117 contagi. Sale a 3.792 il numero dei decessi complessivi in regione da inizio pandemia.
E partono oggi le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni al Burlo Garofalo di Trieste. Si potrà prendere appuntamento attraverso il centralino regionale 0434 22 35 22 agli sportelli CUP e nelle farmacie. I numeri nel mondo, spiega il direttore del Dipartimento di Pediatrica del Burlo, Egidio Barbi, mostrano che la pandemia è ancora in piena attività e si ritiene che dovremo convivere a lungo con questo virus e con le sue varianti attuali e future. Dopo più di un anno di pandemia possiamo dire con certezza che la pericolosità di questo virus è oltre 10 volte più alta di quella dell'influenza. Aggiunge: per fortuna disponiamo di vaccini in grado di ridurre la pericolosità dell'infezione di almeno 10 volte, riportandola dunque ai livelli più vicini a quelli dell'influenza. Recenti studi su milioni di dosi suggeriscono che anche in adolescenza i benefici rimangono molto favorevoli rispetto a rischi rari e mai gravi che sono stati rilevati a questa età. Il Burlo ha aperto presso i propri ambulatori uno spazio dedicato per vaccinare gli adolescenti residenti in regione, inizialmente in 3 pomeriggi a settimana, che saranno ampliabili in base alla domanda. Sarà anche un'occasione, chiarisce ancora Barbi, per porre delle domande e chiarire i propri dubbi su questa pandemia e sul vaccino, perché a disposizione di genitori e ragazzi ci sarà un immunologo pediatra. La squadra mobile di Udine ha raccolto le testimonianze di alcune amiche della ragazza di 18 anni che ha denunciato abusi e uno stupro da parte di 5 ragazzi a Lignano. Le giovani hanno confermato la circostanza dell'incontro casuale con alcuni dei ragazzi e la decisione autonoma della diciottenne di seguirli nel loro appartamento. Secondo quanto si è appreso, invece, gli smartphone degli indagati non sarebbero ancora stati analizzati. Si dovrà prima procedere con la realizzazione di una copia forense, così da cristallizzare la situazione e dare quindi valore di prova legale rispetto a quanto verrà eventualmente trovato. Analogamente, la ricostruzione di quanto accaduto nell'abitazione nel pomeriggio di martedì non è ancora stata verbalizzata e raccolta. Saranno le procure di Udine e quella minorile di Trieste, visto che uno dei protagonisti ha 17 anni, a valutare sulla scorta degli accertamenti svolti dalla polizia quando verbalizzare le parole degli indagati, ovviamente in presenza dei rispettivi legali. La stessa procedura è prevista per l'applicazione di possibili misure cautelari. L'indagine sta proseguendo, sottolineano gli investigatori, nello scrupoloso rispetto degli specifici e rigidi protocolli. È in lutto il mondo della cultura per la scomparsa a soli 51 anni della cantante e attrice Claudia Grimaz. Dal balcone alle abbasse, dal balcone. Mondo della cultura in lutto in regione. Si è spenta ieri a 51 anni Claudia Grimaz, attrice e cantante friulana da tempo alle prese con una malattia che non le ha lasciato scampo. Soprano, interprete e insegnante di canto al liceo musicale Percoto di Udine, era una donna molto attiva e conosciuta nell'ambito culturale e sociale. Aveva inciso dischi e collaborava da anni con diversi ensemble, tra i quali anche il coro popolare della Resistenza. In tanti nel settore artistico-culturale la stanno celebrando e piangendo, unendosi al dolore del marito e dei 2 figli. Tante le testimonianze di affetto che stanno giungendo in queste ore, da Rita Maffei, vicepresidente del CSS, all'attrice Aida Tagliente, dal musicista Rudy Fantin, allo scrittore Valerio Marchi, dal cantautore Lino Staulino alla cantautrice Prisca Benelli. Ma al cordoglio si uniscono anche enti e realtà con le quali l'artista aveva collaborato in passato, dal Circolo Arci di Udine alla Biblioteca di Lignano, dal Soccorso Alpino al mondo della politica. Tutti all'unisono ricordano come la musica e la recitazione avevano portato Claudia Grimaz ad essere una delle più ricercate cantanti e interpreti di musica popolare anche a livello internazionale. Basta che qualche volta a se cercano. Questa mattina è mancato a 73 anni Gino Strada, chirurgo e fondatore dell'organizzazione non governativa Emergency, che aveva creato 27 anni fa insieme alla moglie, con la quale ha costruito ospedali e posti di primo soccorso in 18 paesi del mondo. Dopo la laurea in medicina e le specializzazioni in chirurgia d'urgenza, nel 1988 Strada iniziò ad applicare la sua esperienza sui feriti di guerra, prima con la Croce Rossa, poi con la sua ONG fondata nel
nel 1994. La notizia della sua morte ha scosso il mondo del volontariato e ha suscitato profondo cordoglio anche in Friuli Venezia Giulia. Con la scomparsa di Gino Strada l'Italia perde il più instancabile degli attivisti per la pace, ha dedicato tutto se stesso agli ultimi, ha commentato la deputata Dem Deborah Serracchiani. Furio Onse, il consigliere regionale di Open Sinistra FVG, ha sottolineato come di lui sopravviverà il ricordo e la gratitudine per una vita spesa nella cura degli ultimi e il costante impegno per la costruzione di un mondo di pace e giustizia. Nel 2007 Gino Strada era stato ospite della 16ª edizione di Mittel, festa cividale diretto da Monio Vadia, e nell'occasione l'allora assessore regionale alla cultura e alle politiche della pace Roberto Antonaz gli aveva consegnato il sigillo della regione Friuli Venezia Giulia. Sono stati recuperati solamente questa mattina i quattro escursionisti che erano rimasti bloccati ieri sera in un profondo canale della Valresia nelle Alpi Giulie. A lanciare l'allarme poco dopo le 21 alcuni conoscenti che, non vedendole arrivare nel punto d'incontro a Malgacot, hanno chiesto aiuto. I quattro, 2 uomini e 2 donne tra i 50 e i 70 anni, 2 di Gemona, 1 di Brescia e 1 di Varese, erano partiti nel pomeriggio per una semplice passeggiata, ma hanno poi preso un percorso sbagliato e non riuscendo a proseguire sono stati colti dal tramonto prima, poi dal buio. Gli 8 uomini del soccorso alpino di Moggio Udinese e della Guardia di Finanza li hanno individuati e raggiunti solamente poco prima della mezzanotte, calandosi per circa 200 metri di dislivello. Sono quindi riusciti a fornire i teli termici necessari per trascorrere la notte in attesa del recupero con l'elicottero, che sarebbe stato possibile solamente all'alba. Trasportavano 10 migranti, di cui 4 stipati nel bagagliaio. 4 passeur, un italiano e 3 bosniaci, sono stati arrestati in flagranza di reato ieri pomeriggio nel comune di Muggia per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Le 2 autovetture viaggiavano vicine, una attaccata all'altra, un fatto che ha insospettito la polizia di frontiera di Trieste, che ha fatto scattare i controlli. A bordo della prima auto si trovavano il cittadino italiano e 2 bosniaci alla guida dell'altra, il terzo cittadino bosniaco con i clandestini stipati all'inverosimile, 8 provenienti dal Pakistan, 2 dal Bangladesh, nel gruppo anche 2 minorenni. Gli stranieri sono stati indagati per violazione della normativa sull'immigrazione e tutti i maggiorenni hanno manifestato l'intenzione di chiedere la protezione internazionale. E interviene relativamente alla notizia dell'arresto di 4 passeur l'assessore regionale alla sicurezza Roberti, chiedendo che vengano ripristinate subito le riammissioni in Slovenia per fermare la tratta di esseri umani e la montagna di soldi che arride alle organizzazioni criminali. Occorre intervenire subito, ha detto Roberti, per questo rinnoviamo la disponibilità al Ministero dell'Interno di dotare di un vero e proprio muro tecnologico il nostro confine per fermare queste invasioni organizzate da criminali privi di qualsiasi briciolo di umanità. Gravi carenze di sicurezza e problematiche con le norme anti-inquinamento e le condizioni di vita di lavoro a bordo sono state trovate a bordo di una nave ormeggiata a Porto Nogaro. A seguito di una verifica degli ispettori della Guardia Costiera, l'imbarcazione mercantile battente bandiera Vanuatu, una piccolissima nazione di 300.000 abitanti fra alcune isolette del Sud Pacifico, è stata posta sotto fermo amministrativo dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone. 14 in totale le irregolarità rilevate nelle norme che regolano il trasporto marittimo. In particolare i segnalatori di fumo non funzionavano, c'era la scarsa preparazione ad affrontare un eventuale rogo e la disalimentazione elettrica degli allarmi antincendio e antinquinamento in sala macchine. E a pochi giorni da Ferragosto anche la Capitaneria di Porto si prepara ad affrontare i controlli in mare all'insegna della sicurezza. L'appello è quello al senso di responsabilità al rispetto del mare, a non correre rischi anche in giornate che all'apparenza sono serene. Il Ferragosto in mare sarà controllato da 60 uomini della Guardia Costiera a bordo delle 10 unità che pattuglieranno il litorale da Lignano fino a Muggia. Continuiamo come lo scorso anno a vedere una situazione molto regolata, disciplinata direi dal punto di vista tanto della sicurezza della navigazione e quindi delle regole che devono rispettare
le unità da diporto in particolare nell'ambito della fascia a loro riservata, e quindi il compromesso con la balneazione, che in effetti diciamo è, come dire, il fulcro della sicurezza per quanto riguarda la stagione turistico-balneare, quindi un comportamento generale in regione veramente diciamo ottimo. Le sanzioni per irregolarità a bordo si contano sulle dita di una mano, anche i soccorsi quest'anno sono ridotti rispetto al passato e in prevalenza si tratta di incidenti sulla costa. Come ogni anno la Guardia Costiera opera anche nella prevenzione con una serie di controlli sulle dotazioni che possono essere programmati insieme ai circoli nautici per evitare anche possibili sanzioni, oppure in mare. Se tutto risulta in regola viene rilasciato anche un bollino che può essere applicato per consentire alla Capitaneria di identificare le imbarcazioni già verificate. A Sappada è l'estate degli italiani ed è sold out fino a metà settembre, un sospiro di sollievo per gli esercenti dopo un inverno di chiusure. Sappada sold out fino a metà settembre, albergatori, ristoratori e commercianti dopo un inverno di chiusure stanno recuperando, in una stagione che vede come presenze più turisti italiani e meno stranieri. La stagione sta andando molto bene, per fortuna, visto i presupposti della primavera. E tutto occupato fino al 10 di settembre, si rivede molto l'italiano, vacanze anche abbastanza lunghe. Stiamo lavorando forte, i clienti sono tutti contenti, gli piace venire a Cima a Sappada. Il Green Pass non vi ha messo in difficoltà? Sono brave, chi non ce l'ha ci avvisa subito, stanno fuori, chi ce l'ha è contento di esibirlo. Stranieri non molti, qualche austriaco per fare le passeggiate nei nostri bei sentieri, se no tante famiglie, diciamo, coi bimbi, o anche tante nuove facce di gente, di coppie giovani che se ne innamorano subito di questo bel borgo da favola, diciamo. Sta andando molto bene, l'estate è partita alla grande e per fortuna dopo l'inverno che abbiamo passato chiusi è stato un sospiro di sollievo. Che turisti sono arrivati prevalentemente? Più italiani, meno stranieri? Qual è la sensazione che ha avuto anche lei, insomma, a livello commerciale? Sicuramente la maggior parte sono italiani, pochi stranieri e diciamo l'italiano che riscopre un po' le nostre montagne. Non possiamo negare che il pensiero di altre chiusure ci sia, perché comunque con le varianti è sempre dietro la porta, però confidiamo che adesso gestiscano meglio la situazione. La montagna non può sopportare un'altra chiusura invernale. Guardando avanti c'è un appello da parte dell'assessore al turismo Silvio Fauner, che chiede che vaccinazioni e Green Pass siano garanzia di riapertura anche in inverno. Il Green Pass come garanzia di aperture invernali. Gli impianti di risalita infatti saranno accessibili con molta probabilità solo con la certificazione verde. Se lo augura l'assessore al turismo Silvio Fauner, Sappada non potrebbe sopportare una nuova chiusura. È una buona estate, siamo partiti con inizio della stagione così un po' titubanti, un po' preoccupati, veniamo da un inverno che purtroppo ci ha, non solo Sappada ma tutto quanto la parte montana ci ha penalizzato molto, e con la speranza che non so se definire il Green Pass o le vaccinazioni questo possano dare una mano. Noi siamo fiduciosi, rimboccandosi le maniche. Tutti gli operatori, tutte le comunità sono riusciti in qualche maniera a far fronte alla chiusura di un'intera stagione invernale. Sicuramente non riusciremo a sopportare una seconda chiusura. Con Green Pass e con capienza al 50% si torna allo stadio. Dopo l'unica breve parentesi di un anno fa con 1000 spettatori ammessi, da stasera di nuovo il pubblico per la prima in Coppa Italia. Vediamo com'è l'atmosfera allora con Monica Tosolini, anche perché si pensa anche alla partita contro la Juventus. C'è qualche protesta, più di qualche protesta per i prezzi dei biglietti. Monica. Eccoci Francesca, siamo qui all'esterno dello Stadio Friuli, manca circa un'ora e mezza all'inizio della partita. Ti dirò, in realtà al momento pochissimi tifosi, stanno arrivando pian pianino. Qualcuno ha anche difficoltà adesso per biglietti o piuttosto altre cose burocratiche. Chissà, anche questo Green Pass può essere un deterrente per vedere questa partita. Lei mi sembra che non ha problemi. Buonasera intanto. No, il Green Pass secondo me non è un problema. Lei l'ha fatto ed è convinta che è una misura che andava adottata? Assolutamente sì,
perché insomma non vedrei altre soluzioni per poter continuare tutto l'anno a vedere le partite di calcio in sicurezza, con tranquillità. Ecco, quindi... Ma visto che c'è il Green Pass, secondo lei il problema capienza si potrebbe lasciare aperti le porte a più tifosi? Allora, innanzitutto il Green Pass dovrebbe permettere di aprire ad un numero molto più vasto, perché appunto garantisce la sicurezza. Nei momenti di super assembramento va bene, come faranno le hostess, immagino, la richiesta di indossare la mascherina. E del resto è una volutarietà che secondo me si può fare solo in questo modo, onde evitare poi di problematiche peggiori. Senta, invece andiamo oltre. Prossima partita in casa con la Juve, i tifosi protestano, biglietti troppo cari. Lei cosa dice? Da che mi ricordo io, le partite, le famose partite Juve, Inter, Milan, Roma erano sempre care. Adesso, se ho ben capito, diciamo che un'azienda deve fare i suoi conti e soprattutto col numero chiuso dovuto alle limitazioni, secondo me il prezzo sì, può essere giusto. Anche se la società aveva detto andiamo incontro ai nostri tifosi, però... Io spero che ci sia più gente fra un po' di tempo e comunque che vengano aperte le possibilità ai distinti, alle curve, con dei prezzi in modo che ognuno scelga il suo livello, secondo il suo budget. Perfetto, Francesca, per il momento ti restituisco la linea e buona serata. Ci rivediamo nell'appuntamento con Sport FVG, ma a proposito dei prezzi, l'associazione Udinese Club ha chiesto alla società di rivedere i prezzi per la partita contro la Juventus e soprattutto per quanto riguarda il riferimento agli abbonati, che sono insomma lo zoccolo duro della tifoseria udinese. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e parliamo del meteo per Ferragosto. Sentiamo cosa ci dice il nostro meteorologo di riferimento Antonino Renda. Ci attende ancora una volta un fine settimana decisamente infuocato, temperature massime che, un po' come è accaduto in questi giorni, raggiungeranno diffusamente i 35-36 gradi e in alcune aree si spingeranno fin verso i 37-38 gradi, dunque valori eccezionali per quanto riguarda la nostra regione. Voglio sottolineare che comunque sarà un bel Ferragosto, un bel weekend di Ferragosto, quindi un cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche locale annuvolamento di passaggio, per via soprattutto dell'aumento dell'umidità che renderà queste giornate decisamente più afose delle precedenti. Quindi ci attende un weekend soleggiato in gran parte, molto caldo, con afa piuttosto fastidiosa, soprattutto in alcune ore della giornata, e la possibilità che possiamo evidenziare soprattutto sulla fascia montuosa, in particolare sull'area dolomitica, di qualche temporale pomeridiano. Questa ondata di caldo avrà termine verso la fine della giornata di lunedì, quindi tra la fine della giornata di lunedì e l'inizio della giornata di martedì, quando giungerà un fronte con aria più fresca e dei temporali localmente di forte intensità, associati ad un calo delle temperature. Andiamo a parlare di sanità perché è stato raggiunto un accordo importante a livello sindacale per quanto riguarda ASFO. I conti 2020 sono stati positivi e il meritato premio viene erogato secondo una dinamica virtuosa che questa amministrazione regionale ha sempre perseguito con grande attenzione. Sono parole del vicegovernatore con delega alla salute Riccardi relative all'accordo raggiunto questa mattina tra la direzione ASFO e le parti sindacali per la distribuzione al personale non dirigente dei corrispettivi che includono il premio per l'esercizio dell'anno scorso. L'impegno attuale, aggiunto Riccardi, consiste ora anche nel recuperare i trattamenti che sono stati posticipati per via della priorità pandemica. È un risultato importante, io esprimo la mia soddisfazione per questo. Tutte le aziende che garantiscono un utile di bilancio possono montare il fondo dell'1% e quindi riconoscere della premialità al personale. Questa mattina a Pordenone questo accordo è stato trovato, quindi la premialità del personale che riguarderà coloro che sono stati impegnati nell'esperienza del Covid e anche in attività normale avrà il riconoscimento che è stato definito nell'intesa tra l'azienda e i sindacati. Mi auguro che questo possa essere perfezionato a breve anche in tutte le altre aziende.
Un tappo di sughero con il marchio della manifestazione, l'immagine dell'angelo simbolo di Udine, questa l'immagine che accompagnerà l'edizione 2021 di Friuli Doc. Con un mese d'anticipo rispetto all'inaugurazione, prevista per il 9 settembre, il Comune di Udine svela l'immagine della 27esima edizione di Friuli Doc, un tappo di sughero con impressi il nome della manifestazione e l'angelo simbolo della città. Nei manifesti il marchio Friuli Doc è associato al claim «La bontà di una terra, la bellezza di una città». Non manca un riferimento alla coincidenza tra una delle giornate della Kermesse e il 798esimo compleanno del capoluogo friulano. Si punta sull'enogastronomia, uno degli elementi principali che oggi determinano la scelta di una destinazione turistica, per portare a Udine un pubblico qualificato proveniente da molte regioni italiane, oltre che da Austria e Slovenia. Poi attenzione rivolta anche a tutte le altre opportunità offerte dal capoluogo friulano, la bellezza del centro storico, l'offerta museale, l'artigianato tipico, gli eventi culturali e le proposte delle più rinomate osterie. Friuli Doc, commenta il sindaco Pietro Fontanini, farà da cornice ai festeggiamenti per la patria del Friuli e per il 798esimo compleanno della città. Il nostro obiettivo è rendere giustizia alla ricchezza del nostro panorama di storie e tradizioni e rendere questa kermesse una vetrina per dare lustro e visibilità a Udine. Il messaggio che vogliamo dare, aggiunge l'assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi del Comune di Udine, Maurizio Franz, è quello di una città che, proprio perché rispetta con attenzione le regole di prevenzione, è pronta a girare pagina e a offrire momenti di svago a tutti i suoi ospiti. Vogliamo sempre più diventare meta di riferimento per chi è alla ricerca di un'enogastronomia d'eccellenza, sapendo di potervi affiancare una proposta particolarmente attraente anche in tema di arte, architettura, storia e spettacolo. Quello che sta succedendo in questo momento in Italia è da terrore, lo ha detto Licia Colò, che ieri si era presentato il suo libro L'Aragosta vive 100 anni agli incontri con l'autore con il vino di Lignano. Licia Colò, con il suo ultimo libro L'Aragosta vive 100 anni, è stata protagonista agli incontri con l'autore con il vino di Lignano. Una storia lieve e intensa che entra nel cuore e lo tiene in sospeso. Un romanzo al femminile, sorprendente e sincero sui cambiamenti e sulle possibilità che la vita ci offre. Lo sai che l'Aragosta vive 100 anni? Sono le parole che Sabrina vede comparire all'improvviso sullo schermo del suo computer, ma non in una chat o su un social, no, proprio in un file di Word, al quale sta affidando i suoi pensieri come ad un diario. Chi è il misterioso hacker che si è intrufolato nelle sue giornate? Che cosa vuole da lei? Nonostante l'inquietudine, non può impedirsi di provare un'inconfondibile emozione, quella delle cose nuove che iniziano, e in breve l'intrusione informatica diventa un'amicizia virtuale, una stanza tutta per sé in cui raccontare frustrazioni, paure, rimpianti, la fine dell'amore con il marito, i problemi con le figlie adolescenti, la perdita del lavoro in televisione. Già, ma un'emozione positiva mai? Giorno dopo giorno Sabrina impara che per migliorare la propria vita bisogna innanzitutto modificare la prospettiva da cui la guardiamo. A margine dell'incontro, Licia Colò ha condiviso con il pubblico una riflessione sugli incendi che stanno devastando diverse zone del nostro paese. Quello che sta succedendo in questo momento in Italia, ma al pianeta, è da terrore. Vedere che sta bruciando il nostro paese, già è sbagliato dire che sta bruciando, non sta bruciando il nostro paese, che stiamo bruciando il nostro paese. E io non riesco neanche con la più criminale delle fantasie a capire come sia possibile fare un'azione del genere, che poi fa pagare tutti, fa soffrire tutti. Quindi io credo che in questo momento particolare il reato ambientale dovrebbe essere messo ai primi posti nella classifica, perché non è un reato contro qualcosa che non ci riguarda, è un reato contro la nostra casa. Tra poco l'appuntamento con Sport FVG, a seguire il meteo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.